un modello di capitalismo che riesce a recuperare a livello mondiale anche formazioni sociali precedenti, il feudalesimo, lo schiavismo e lo stesso capitalismo fordista, che scompare nei nostri paesi. Le nostre imprese si decompongono, vicenda Fiat tipica. Fiat non esiste più, ha costituito una nuova società la quale produrrà parte di quei SUV che verranno venduti soprattutto negli Stati Uniti d'America, ma che produrrà solo alcune parti, le quali a loro volta saranno affidate ad altri che forniranno in una catena di subaffidamenti le diverse attività. Ma c'è un recupero anche nello schiavismo, c'è un fenomeno poco conosciuto ancora, che sono le zone di produzione franca, le EPZ, Export Processing Zone, nate negli anni '80 e che si sono diffuse un po' in tutto il mondo, dalle Guatemala al Messico, in America Latina, ma anche in Estremo Oriente, in Cina. Le EPZ della Cina sono uno dei fattori più importanti della produzione di reddito di questo aumento del PIL a 2 cifre ormai da 2 decenni in Cina. Uno dei fattori fondamentali che ha consentito questo sono le Export Processing Zone costruite anche in Cina. Sono zone franche nelle quali si possono importare, esportare prodotti con meno tassazione. Sono le zone franche, per esempio, che prima esistevano negli aeroporti per il commercio. Sono zone franche per la produzione, nelle quali si collocano soprattutto i fornitori di questi grandi multinazionali, appaltatori che hanno le forniture e gli incarichi di produzione da parte dei marchi più famosi, compresi ovviamente quelli italiani, da Benetton ad altri marchi nazionali. Bene, il modello TAV è la sintesi di tutto questo. È il modello che consente di realizzare opere senza avere le risorse. Il dramma della Venezia-Trieste è che le risorse non ci sono e le opere partiranno, determinando una situazione che vedremo già accertata fra l'altro dall'Unione Europea. È un modello contrattuale tipico della privatizzazione dei profitti e delle socializzazioni delle perdite. È il modello imprenditoriale tipico della organizzazione post-fordista che scarica la competizione verso il basso. Questo modello imprenditoriale è un modello imprenditoriale che pesa soprattutto sulla piccola e media impresa. Io avrei piacere di un confronto, per esempio, non so se c'è qualche esponente di rappresentante della CNA o della Confartigianato o della piccola e media impresa, se in qualche modo ha riflettuto sull'impatto e i riflessi di certi modelli imprenditoriali di quello che è stato la TAV nelle zone dove si sono realizzate le nuove linee per il treno ad alta velocità, l'impatto sulla piccola e media impresa di questo modello imprenditoriale. Concorrenza che si lega a un altro fattore fondamentale di questo processo, che è l'illegalità, o tecnicamente, per essere dal punto di vista scientifico più corretti, fuga dalla legalità. Cioè questo modello imprenditoriale che scappa dal lavoro, allontana il capitale sempre più dal fare, dall'attività imprenditoriale concreta, dal fattore lavoro.
che scompone l'impresa, decentra, frantuma ed esternalizza le attività, ovviamente ha bisogno di scappare dalle regole che storicamente sono state determinate da quel modello imprenditoriale sul quale si è costruito il welfare, la contrattazione, le leggi, le norme che hanno regolato il lavoro fino a qualche decennio fa. L'impresa fordista che produceva profitto, eccetera, eccetera, aveva realizzato quel compromesso con gli stati per trasferire profitti, eccetera, eccetera, nella ridistribuzione del reddito attraverso il welfare, con un modello fortemente regolamentato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ma anche leggi e norme. Penso allo Statuto dei diritti dei lavoratori, che regolamentava e regolamenta i diritti dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato in quelle aziende storicamente determinate. Modello imprenditoriale che vuole scomporsi e passare da una relazione contrattuale di lavoro salariato a tempo indeterminato ad avere solo un modello di relazione che è il contratto di appalto, ha bisogno di scappare dalle regole che storicamente sono state determinate. Deve fuggire da quelle regole. E la contrattazione cosiddetta atipica, questa assurdità, questa definizione che abbiamo anche introdotto nel nostro ordinamento, è quanto di più tipico di un modello imprenditoriale che cerca inevitabilmente di scappare da quelle regole storicamente determinate. Quindi è l'illegalità, o più esattamente la fuga dalle regole, l'elemento fondamentale di questi modelli imprenditoriali. L'architettura del modello TAP, anche questa, è tipica di questi processi. C'è un soggetto pubblico che affida una concessione per la gestione di un servizio pubblico, l'autostrada piuttosto che la ferrovia, a un soggetto concessionario. Nel modello TAP questa concessione viene affidata però a delle SPA, a delle società di diritto privato, con soci pubblici, TAP SPA, piuttosto che Stretto di Messina SPA, piuttosto che Quadrilatero SPA, la società costituita per le grandi opere Umbria e Marche, ISPA, sciolta anche quella, vedremo perché, in liquidazione, anche qui in silenzio, Infrastrutture SPA, la quale a sua volta affida al contraente generale, con questo istituto contrattuale introdotto dalla legge obiettivo, la realizzazione dell'opera. Il modello comporta che il contraente generale è affidatario di un'attività ed è pagato al 100% dalla SPA con socio pubblico. La SPA con socio pubblico concessionario dell'infrastruttura è la SPA che deve trovare i soldi e recuperarli attraverso la gestione. E qui arriva l'indicatore rapidamente. E qui dobbiamo introdurre un elemento tecnico di definizione. Nel nostro ordinamento e nell'ordinamento europeo noi abbiamo due tipologie di contratti esattamente definiti, cioè due contratti cosiddetti tipici, come dicono i giuristi: il contratto di appalto e il contratto di concessione, non ce ne sono altri. Il contratto di appalto, nel contratto di appalto l'oggetto della prestazione è l'esecuzione,
il corrispettivo dato dal committente un prezzo, il rischio del contraente è un rischio di impresa. Abbiamo visto con la definizione del codice civile articolo 1655. L'appaltatore si assume il rischio dell'organizzazione dei fattori imprenditoriali, ha pagato 100, sa esattamente quanto riceverà dal committente, e all'interno di questo 100, che è un dato certo, lui ha solo un rischio di impresa, sa esattamente quanto prende, deve organizzare i fattori della produzione e farci stare dentro anche l'utile di impresa. Contratto di concessione invece, nella definizione del diritto europeo e nel nostro ordinamento, l'oggetto della prestazione è la gestione. Se stiamo parlando dello stadio, io non ti affido la costruzione dello stadio, ti affido la gestione. Dopodiché, se lo stadio non c'è, devi anche realizzarlo per gestirlo. Ma l'oggetto della prestazione è la gestione dell'infrastruttura. Il corrispettivo che io ti do come committente non è un prezzo. Trasferisco a te il diritto di gestire l'opera. Non ti pago lo stadio, ma trasferisco a te il diritto di far pagare i biglietti per 10, 20, 30 anni, la durata della concessione per la quale lo ti affido. Il rischio del contraente è un rischio di mercato. Realizzo l'alta velocità, devo anche gestirla in concessione, ho il rischio di mercato di avere 10.000 passeggeri giorno o 20.000 o 30.000, ed è un rischio di mercato che io mi assumo. Il contraente generale definito dalla legge obiettivo ha esattamente questa definizione. Il contraente generale è distinto dal concessionario di opere pubbliche per l'esclusione della gestione dell'opera eseguita. Se avete seguito bene la definizione di appalto e di concessione, la definizione del contraente generale è una contraddizione in termini. Il contraente generale, dice la legge obiettivo, è un appaltatore, non gestisce l'opera, quindi non recupera nulla dalla gestione, quindi è un appaltatore pagato al 100% dal committente, però parte con i poteri del concessionario, dice è un concessionario e quindi è lui che fa la progettazione esecutiva, che sceglie chi deve realizzare l'opera, che fa la direzione lavori e quant'altro. Quindi parte con i poteri del concessionario, cioè con i poteri di un soggetto che dovrebbe avere il rischio della gestione e quindi giustamente ha tutti i poteri per fare la progettazione, scegliere chi esegue l'opera e quant'altro. Dopodiché, una volta finita l'opera, diventa appaltatore e viene pagato al 100%. Quindi è un istituto contrattuale che stimola a delinquere, non perché i contraenti generali siano, ma è l'istituto contrattuale in sé che spinge questo operatore privato a fare certamente non presto e bene, perché più ci metto e più guadagno, più lo faccio male e più guadagno, perché non ho nessuna responsabilità sulla gestione. Però sono io che gestisco tutto, dalla progettazione fino alla direzione lavori. E la conseguenza inevitabile è quella dell'alta velocità, non quella che deve essere realizzata, ma quella già realizzata dal 91 ad oggi. E le voci di costo per le quali si può misurare cosa è venuto esattamente solo per le tratte, quelle per le quali è stato utilizzato l'istituto del contraente generale. I contratti firmati nel 1991 avevano un valore di 9 miliardi e 254 milioni di euro, siamo arrivati a 52 miliardi e 50 milioni di euro.
sono dati ormai non più contestati, c'era qualche osservazione su questi dati qualche anno fa, ormai sono dati accurati, non parliamo di tutto il resto, e comunque il costo del progetto del 91 presentato con una stima di 14 miliardi e 156 milioni di euro e oggi è a 97 miliardi e 650 milioni di euro. Andiamo alle conclusioni rapidamente. L'aspetto più preoccupante è questo, che per la Venezia Trieste si sta riproponendo pari pari. Questa alta velocità, questo modello di architettura contrattuale finanziaria era una truffa, oggi possiamo dirlo perché è stato attestato dall'Unione Europea, quando con la legge finanziaria del 2007, il comma 966, l'Italia ha ottemperato un ordine dell'Unione Europea che nell'ambito della procedura di infrazione ha detto: guardate, questo debito che è stato tenuto fuori dalla contabilità pubblica, che era finito nel bilancio di infrastrutture ISPA, costituita nel 2003 per gestire il finanziamento dell'alta velocità, che aveva incamerato i debiti che aveva già fatto TAP emettendo ulteriori bond, facendo ulteriori debiti, guardando i bilanci di infrastrutture SPA, l'Unione Europea ha detto: guardate, questi li state tenendo fuori dal debito pubblico, dalla contabilità pubblica, state inquinando il calcolo dei parametri, rapporto debito complessivo, il rapporto deficit-PIL, per cui questi qui, siccome non li recuperate, me li mettete nel bilancio, nella contabilità ufficiale. E ovviamente l'Italia ha dovuto ottemperare nel 2007, con la finanziaria del 2007, con il comma 966 ha portato tutto il debito, il cosiddetto project financing, il finanziamento privato per l'alta velocità, nel debito pubblico. Al 31/12 del 2005 era esattamente 12 miliardi 950 milioni di euro, 26 mila miliardi di vecchie lire di debiti, che ovviamente debiti erano e debiti restano. Abbiamo risolto la truffa ai danni dell'Unione Europea, è andato nel debito pubblico e ha fatto aumentare dell'1% il volume complessivo del rapporto del debito con il PIL. Però debito era e debito resta. L'unica differenza che è lo Stato che direttamente paga gli interessi e la restituzione di questo capitale, e cioè noi. Per le nuove linee la cosa si ripropone pari pari. Per la linea Venezia-Trieste nel DPF 2008-2012 le stime di costo ufficiali era di 6 miliardi e 129 milioni, le somme stanziate al dicembre del 2010 70 milioni di euro. Problema però se l'opera parte, e questo è il rischio maggiore. Se parte con questo modello contrattuale e finanziario di cosiddetto project financing, che inquina e nasconde tutto, che ha bisogno di nascondere tutto. Le domande che si faceva la professoressa Vittadini a conclusione del suo intervento sono domande semplicemente banali. Dramma che la possibilità di confrontarsi sul perché, a che cosa serve, quale risposta dà,
Purtroppo in questo paese possibilità tecniche di confronto di questo tipo non esistono più. L'unica possibilità di confronto è sulle ideologie. Serve perché l'Unione Europea ce lo dice. Ma se guardate gli stessi documenti che hanno presentato come progetto preliminare, paradossalmente anche lì c'è scritto che l'opera è assolutamente inutile. Se voi andate a guardare, scappa anche da questo punto di vista il documento 7 relativo al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, primi elementi, c'è un'analisi anche sul traffico e dicono praticamente che la domanda di traffico passeggeri, la domanda media massima di percorrenza è una media di 35 km. Pensare a fare un'alta velocità per una domanda media di passeggeri di 35 km di percorrenza è semplicemente follia. Ma la stessa analisi che fanno delle merci sulla linea Venezia-Trieste, c'è 1 milione di tonnellate di merci che passano all'anno. Un modello di esercizio che prevedono un traffico di merci che è 12 volte superiore. Siamo semplicemente alle follie. In quello che hanno presentato non c'è una stima di traffico futuro, le risposte che verranno date. C'è un modello di esercizio. Modello di esercizio che prevede 24 treni giorno passeggeri e 120-130, non ricordo, per le merci. Non viene specificato il sistema di alimentazione che viene dato alla nuova linea di alta velocità. Presumo che anche in questo caso sia 25.000 volte a corrente alternata. Non viene detto esplicitamente, ma il materiale rotabile che viene analizzato per fornire il servizio di quella linea ha tutto la doppia alimentazione, quindi presumo che la scelta sia anche in questo caso il 25.000 volte a corrente alternata, per cui su quella linea probabilmente le merci non c'entreranno mai. D'altro canto l'esempio è sulle linee già realizzate. Vi faccio questo e con questo chiudiamo. Il modello di esercizio, quello che viene riportato qui, in genere è stato riportato anche sulle nuove linee realizzate con il vecchio progetto del 91. Sulla Torino-Lione, quando hanno presentato il progetto preliminare per i pareri, le richieste che oggi vengono fatte sulla Venezia-Trieste, il modello di esercizio, cioè i 24 treni passeggeri e i 120 merci di questo caso, in quel caso il modello di esercizio prevedeva 120 treni passeggeri giorno per la Milano-Torino e 40 treni merci giorno sempre per la stessa linea. Modello di esercizio prevedeva 160 treni giorno, di cui 120 passeggeri, 40 merci. La Torino-Milano, come sapete, è già in esercizio da quasi 2 anni. I treni passeggeri che passano su quella linea sono 9, i treni merci che passano su quella linea sono 0. Sulle linee alta velocità nuove realizzate, Torino-Milano, Milano-Bologna, Bologna-Firenze, Roma, Napoli, non passa e non è passato ancora un treno merci, e l'utilizzazione per i passeggeri ha una media di utilizzazione del 15% delle potenzialità di quelle linee. Sono linee che con quel sistema di alimentazione possono far transitare 350-360 treni giorno,
sulla Torino-Milano ne passano 9 giorni. Quella più frequentata è la Bologna-Milano, quella più sfruttata, ed è utilizzata al 17% delle potenzialità. Sono opere di questo tipo, ma il problema non è che servono a poco e costano molto, ma che danneggiano tutto il resto. Perché il paradosso è anche questo, perché realizzando e investendo solo su queste linee, sulle linee storiche dell'area Veneto-Friuli, le risorse mancheranno. I lavori, e siccome queste sono un po' più integrate rispetto alle linee realizzate, quelle vecchie, creeranno ancora più problemi nell'arco dei 20-30 anni di durata di questa operazione, perché lo scenario che prevedono è al 50, la conclusione di tutta questa partita. Per 20-30 anni ci saranno carenze anche sulle vecchie linee, sulle linee storiche, in una situazione nella quale un investimento di meno di 1/10 di quello previsto per questa alta velocità consentirebbe di raddoppiare la potenzialità del servizio sulla linea storica, perché un lavoro di ammodernamento sulle linee storiche, l'elettrificazione, il miglioramento del segnalamento elettronico consente oggi di aumentare la potenzialità delle tracce delle linee storiche in maniera molto più consistente rispetto al passato. E non a caso è la scelta che hanno fatto gli svizzeri e i tedeschi. Questa alta velocità che stiamo realizzando in Italia è una scelta tipica copiata dalla Francia e poi successivamente dalla Spagna, cioè di paesi che hanno territori antropizzati completamente diversi dai nostri. Noi abbiamo un assetto molto più simile a quello della Svizzera e della Germania, una rete infrastrutturale più diffusa, un'antropizzazione più diffusa. Non abbiamo le metropoli distanti centinaia di chilometri da collegare. Madrid, Siviglia, 450 chilometri e un deserto, nel quale è giusto fare una linea dritta che collega due punti con due grosse utenze. Noi abbiamo un territorio super antropizzato, con molte stazioni, una rete che va integrata, e anche questo paradossalmente è scritto in questi documenti, nel progetto preliminare. A un certo punto si dice che l'esigenza è quella del rispetto degli orari e dell'integrazione delle diverse reti attualmente esistenti, scritto nero su bianco, dimostrando che questa alta velocità assolutamente non serve. Serve invece a molti, per chiudere, e il paradosso che il modello TAV è diventato anche il modello della Tangentopoli post-fordista e post-keynesiana, cioè il modello che consente di scambiare favori, e quando c'è la possibilità di realizzare un lavoro che in Francia costa 100 e in Italia costa 700-800, e su questo lavoro poter investire, gestire con società di diritto privato, nel rapporto fra pubblico-privato investito nel diritto privatistico, con la anche impossibilità di contestare il reato di corruzione, capite perfettamente che è un modello che serve anche non solo alle lobby del ferro e del cemento, ma anche a partiti che ormai non hanno più nessuna regola, che hanno occupato tutto e di più, non solo le istituzioni, ma anche le società di diritto privato con presidente e consiglio di amministrazione, lobbizzati, all'interno dei quali i rapporti di scambi, favori fra il pubblico e il privato esce pure fuori dalla contestazione del reato di corruzione. Modello che realizza quindi
non solo un inquinamento ambientale, economico, sociale, trasportistico e quant'altro, ma anche un inquinamento politico ed economico, semplicemente devastante.